E rieccoci insieme, ben ritornati con noi cari telespettatori, siamo in diretta quindi potete chiamare, potete fare le vostre domande o mandare i vostri messaggi ai nostri ospiti. Ve li presento subito, stiamo parlando naturalmente con i pensionati della CISL, il nostro consueto appuntamento proprio per approfondire alcune tematiche di carattere sociale e più che mai istanze urgenti. Con noi Ferruccio Balest, segretario dei pensionati della CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi e ben arrivato. E Francesco Maghini, responsabile ufficio formazione, sempre FNP, della CISL del Veneto. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, il tema è abbastanza purtroppo non piacevole. Perché? Perché parliamo di emergenze che si stanno sviluppando, di povertà crescenti. C'è il rapporto della Caritas, rapporto annuale della Caritas, che ci dà dei dati inquietanti. Aumentano le povertà, le persone che si rivolgono alla Caritas e alle mense della Caritas perché non riescono ma neanche arrivare alla metà del mese, non dico alla fine, con le pensioni oppure con i soldi che non arrivano più, perché poi abbiamo visto i provvedimenti del governo, ci sono dei tagli veramente importanti. I comuni d'altro canto che subiranno un taglio lineare che porterà ovviamente a delle situazioni abbastanza difficili. Il comune dice la prima cosa che taglio sono i servizi sociali e aumenta di conseguenza l'IMU. E questo va a gravare naturalmente sui cittadini. Se poi si arriva a luglio che verrà aumentata l'aliquota dell'IVA di 1 punto, questo naturalmente a chi potrà portare vantaggio? Soltanto naturalmente al governo che incasserà ulteriori soldi, che andrà a sperperare, ma non certo ai poveri cittadini che sono in una condizione di indigenza sempre maggiore. Più gravate in modo particolare sono le donne casalinghe o le donne che hanno rinunciato a lavorare per seguire un anziano in famiglia e naturalmente i non autosufficienti. Possono essere gli anziani, naturalmente sono in aumento perché aumenta l'aspettativa di vita e aumentano anche le persone che poi dopo una certa età hanno delle esigenze importanti, e anche naturalmente le persone non autosufficienti, disabili per varie disabilità. Tra parentesi, non riguarda il tema degli anziani, ma i disabili anche giovani sono in aumento perché le persone hanno figli sempre più avanti, anche in modo non naturale, e purtroppo poi si presentano anche dei problemi. La scienza può arrivare a tutto ma non può superare certi limiti, e allora qui la parola a voi, un po' per analizzare questo fenomeno ma soprattutto per porre delle soluzioni. Noi siamo sempre quelli che cerchiamo delle soluzioni, cioè dibattere, affrontare il problema, rendersene conto, non pensare che tutto sia liscio come l'olio, ma trovare soluzioni. E il sindacato, io ve lo dico più che mai perché vediamo anche le telefonate dei cittadini e i messaggi, ha un ruolo, deve assumere un ruolo chiave, cioè di supporto ai cittadini nel farsi da tramite per delle soluzioni. Protesta sì, però anche andiamo concreti. Voi cosa avete pensato a questo riguardo? Beh, dopo la presentazione, per la verità, i problemi li ha elencati tutti. Noi siamo dei portatori di interessi e quindi abbiamo il compito soprattutto di rappresentare i nostri iscritti e il mondo degli anziani. Il rapporto che lei citava prima sulla Caritas ci dice una cosa fondamentale. Cito solo un dato a memoria, e cioè che aumentano sempre di più le code ai banco alimentare, alle mense della Caritas, alle mense parrocchiali e quant'altro. E in questo aumento c'è un significativo aumento del numero anche degli italiani. Casalinghe più 177,8%, anziani più 51,3%, pensionati più 65,6%, questo è il rapporto 2012. E quindi interventi della Caritas sono aumentati del 44,5% rispetto al 2011, cioè quasi la metà sono aumentati gli interventi. Verso la povertà, perché è evidente che se aumenti l'IVA da una parte e tieni ferme le paghe e ma Grilli dice che ci sarà un beneficio per il 99% della popolazione. Adesso affrontiamo anche quello. Il risultato è quello che abbiamo visto, non dell'ultima manovra, ma di una situazione che è oramai decennale. Ecco, questo ci dice che la povertà non è solamente quella degli altri che vengono in Italia perché al loro paese c'è la guerra, c'è la povertà e c'è la miseria. Oramai
questi dati ci dicono che ce l'abbiamo anche in casa nostra, senza se e senza ma e senza alibi per nessuno. Allora, da un certo punto di vista abbiamo due problemi, non da un certo punto di vista, da un punto di vista oggettivo abbiamo due problemi fondamentali che non dobbiamo comunque nasconderci, perché poi la società civile e tutta, anche i nostri figli, quelli che vanno a lavorare, non trovano lavoro e quant'altro. No, perché poi, attenzione, l'anziano pensionato è sostegno della famiglia perché il figlio si appoggia alla pensione che è l'unica cosa certa. Diventa un sostegno certo, minimo però ma certo. Esatto, minimo, ma nel contempo ha delle grosse problematiche che non vengono affrontate, che non possono essere affrontate dal giovane perché non ne ha neanche i presupposti, ma perdiamo delle professionalità. Insomma, sicuramente no, e su questo dovremo parlare un attimino in più anche di equità. Sì. Perché anche da questo punto di vista dovremo parlare di equità. Comunque il dato che ci dà la Caritas è questo, che c'è un aumento spaventoso, esponenziale della povertà di coloro che hanno veramente bisogno di mangiare. Questo è il dato drammatico e oggettivamente quello che noi possiamo fare che cos'è? Quello di fare il nostro ruolo di contrattualisti, anche come pensionati. Perché un sindacato che non contratta, che non mette una firma su un contratto non è un sindacato. Potrà essere una bocciofila, potrà essere qualcosa di diverso, però non è un sindacato e quindi noi oggi ci stiamo spendendo soprattutto sulla contrattazione decentrata. Cosa vuol dire? Che è quella che noi facciamo con i comuni, case di riposo e quant'altro. Perché? Perché a livello nazionale vediamo che azzerano, tagliano, azzerano. A livello regionale c'è poca cosa, dobbiamo dircelo fin da adesso, e quindi quello che si può in termini di equità vedere e rivedere e proporre è all'interno della frontiera, che è quello che è il front office, diciamo, della famiglia, perché la famiglia quando non sa dove andare, dove va? O viene da noi o va dal sindaco. Assolutamente. Ecco, quindi all'interno di quei margini minimi che ha anche l'ente locale per trattare, noi ci siamo e bisogna che vediamo equamente come vengono spese e come vengono anche fatti gli accertamenti. Ma su questo approfondiremo fra un attimo. Quindi, perché voi seguite anche un ambito di formazione, tra l'altro, a questo riguardo, quali possono essere le strategie da adottare? Le strategie sono molto semplici, tutto sommato, e praticabili, se c'è volontà politica però di praticarle. Ecco perché è importante la negoziazione e la negoziazione a livello locale, perché noi ci sentiamo dire quando andiamo nelle trattative con i comuni in particolare che i tagli dei trasferimenti ai comuni, i tagli delle risorse, non ci sono soldi, eccetera, eccetera. È vero, questi tagli ci sono stati, come sono stati i tagli sulla rivalutazione delle pensioni, sull'aumento della tassazione, per cui da una parte c'è l'impoverimento delle persone che ricordava bene Ferruccio, dall'altro c'è l'istituzione ente locale, comune, che è quella più vicina al cittadino, che si vede ridotte le risorse. Però il problema è che quello che rende veramente povero l'italiano è da una parte tutte le risorse bruciate con l'evasione fiscale, l'ammontare dei soldi sottratti alla collettività attraverso le evasioni fiscali valgono 5-6 finanziarie pesanti. Secondo è gli sprechi che ci sono, nel senso che non c'è una gestione corretta delle risorse comunque che si hanno, sia nella gestione dei servizi che poi nella... Per esempio, il fatto che un comune piccolo gestisca da solo gli interventi sociali, oltre che essere fuori ormai dalla normativa, però diventa uno spreco enorme. Certo. Consorziandosi, unendosi, si hanno delle economie di scala e si garantisce più servizi ai cittadini. L'altra parte è la corruzione. Anche questa è un'altra grande E lì entriamo nei macrosistemi che veramente... Ma però tutte queste cose sono controllabili molto facilmente a livello locale. Strategie, per esempio, il recupero delle risorse. Perché non fare in tutti i comuni l'accordo con le agenzie delle entrate? I controlli poi li fanno le agenzie delle entrate, quindi le fa la Guardia di Finanza. Io come ente locale indico solo quali sono le aree
in cui intendo di intervento, posso anche segnalare casi, ma l'ispezione la fa l'Agenzia delle Entrate e tutto il recuperato diventa risorse al 100% a disposizione dell'ente locale. Ma il problema è che poi di fatto è questo, che ancora il recuperato del recuperato non si ha notizia certa, perché ora che recuperi questo recuperato ci sono dei tempi, per cui effettivamente, perché tanti cittadini giustamente si aspettavano il cittadino onesto che ha sempre versato, merito che insomma dare un minimo di riconoscimento, dargli uno sgravio fiscale in virtù del recuperato, ma sembra che il recuperato vada sempre a coprire questi buchi mostruosi dell'atrocinio governativo, perché a questo punto siamo stati veramente governati per secoli da persone che hanno sperperato. Se c'è il protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e l'Agenzia delle Entrate... Ma lo Stato non lo permetterà mai, lo Stato non lo permetterà perché ha bisogno di soldi. No, ne abbiamo già molti esempi. Il comune di Padova è stato il primo in Veneto a farlo. Quindi è fattibile secondo voi questo? Ma ci sono altri comuni che hanno, e quindi ci sono già le entrate. Chiaro che ci sono dei tempi, cioè non è che oggi faccio la segnalazione, domani la Guardia di Finanza esce e dopodomani ho i soldi in cassa. Ci sono dei tempi tecnici oggettivi? Tecnici ci sono, però è una certezza, cioè la programmazione di un comune non la fa mai sul domani, la fa programmazione pluriennale, minimo triennale, e quindi ci sono quindi tutti questa i margini. potrebbe essere un'idea. Certamente, come il discorso della o delega alle USE per i servizi sociali o unione di comuni che gestiscono insieme i servizi. Questo abbatte i costi notevolmente e tra l'altro dà equità ai cittadini, nel senso che non succede più che il comune, io che abito in un comune limitrofo all'altro, esatto, non ho un servizio che l'altro cittadino ha, perché c'è omogeneità e trattamento, quindi c'è un'economia di scala, sono possibili, quindi l'altro discorso è le priorità, cioè in una famiglia quando le risorse scarseggiano si decide qual è la priorità di spesa e la priorità di spesa va rispetto soprattutto alle persone che più hanno bisogno. Poi, se permettete anche un'ultima osservazione, benissimo a livello nazionale anche l'abbattimento dell'aliquota sulle false fino a 15.000 euro, però se invece di accompagnarla con il taglio delle detrazioni o con l'aumento della IVA si fosse pensato a un innalzamento delle aliquote sui redditi alti, si avrebbe fatta anche un'operazione di redistribuzione del reddito verso le fasce più deboli. Ma le fasce alte non vengono, quelle alte non vengono toccate, sono intoccabili. Infatti, forse perché questo è un problema, come richiamava giustamente Ferruccio, di equità, nel senso che in una famiglia, quando le risorse mancano, si dà privilegio alle spese più essenziali e ai soggetti più deboli. Bravissimo, però qua il problema è forse ancora più grosso di carattere politico. Siamo in una famiglia, siamo in una vera famiglia o siamo in un altro sistema, perché qui giustamente le osservazioni anche di chi ci ascolta sono abbastanza nette, bisogna anche secondare quella che è la situazione attuale. Se fossimo in una famiglia, il capofamiglia è il primo che dice: mi metto gli abiti più umili, dismetto quelli più lussuosi, li vendo per darli a chi ha bisogno della mia famiglia. Ma qui vediamo che i capifamiglia, che sono tanti, i propri abiti manco se li toccano, anzi stanno prendendo dei provvedimenti di autotutela. Guardate la data di quando si va alle elezioni e informatevi su internet a questo riguardo, perché con quella data spostata leggermente di qualche giorno scatta qualche beneficio per qualcuno che rappresenta i parlamentari e quant'altro, cioè di pensioni, restiamo nel tema, garantite, che non mi sembra assolutamente congruo, che sono centinaia di migliaia di milioni di euro, insomma, ma i nostri cittadini, i nostri telespettatori non lo possono sapere queste cose. È giusto questo? E voi perfettamente d'accordo su questo, e a livello nazionale c'è la pressione perché sui costi della politica, eccetera, eccetera. Però l'altra cosa che ci diciamo, non vorrei e non vorremmo che il discorso del nazionale fosse un alibi per non fare quelle cose che sono anche a livello, partiamo dal basso, locale. Certo, però cerchiamo allora, noi abbiamo una dimensione che è quella regionale, territoriale, provinciale, e quindi a questi livelli, con le rappresentanze che noi abbiamo comune per comune, con l'amministrazione comunale, dobbiamo garantirci che a quei livelli vengano fatte tutte quelle azioni di equità e di tutela dei soggetti più deboli che possono essere fatti in questo contesto. Perfetto, questo è ottimo. Adesso vediamo anche le risposte poi che possono essere, se avete avuto delle risposte a riguardo e poi cos'altro si può intervenire. Sono dei primi passi fondamentali, quindi è importante già farli. Pubblicità, poi torniamo insieme.
Allora, analizziamo i vari aspetti che sono stati presi in considerazione, per cui partiamo da piccole ma grandi cose. Allora, i comuni messi in difficoltà, dicevo, tra l'altro il timore paventato a Padova già si è subito realizzato, innalzamento dell'IMU, dell'ultima rata dell'IMU seconda casa, sappiamo che molti pensionati tra l'altro l'avevano presa, ne sono ancora intestatari eccetera, e comunque va a gravare su commercianti, imprenditori eccetera, che conseguentemente andranno a dover compensare in qualche modo, per cui viene da ridere, però subito i comuni prendono i loro provvedimenti, no? Per esempio, però devono anche venire incontro alle fasce deboli. Però, riprendendo il discorso di prima, perché noi dobbiamo fare la nostra parte partendo dal basso. Allora, ci sono già degli accordi fatti con l'ANCI del Piemonte, l'ANCI Veneto e altri tipi di regioni, altre regioni, che hanno stabilito di fare questi protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza e l'Ufficio delle Entrate. E su questo ci ritorno perché è un problema importante. Noi abbiamo un osservatorio nazionale e regionale e quindi sulla contrattazione decentrata fatta coi comuni, e in quei protocolli è previsto proprio un articolo specifico, quasi l'obbligo di richiederlo con forza ai comuni che lo applichino. Allora, qui per fare un po' di storia per capire meglio, perché sembra di chiedere la luna, mentre invece si chiedono le cose che già dovrebbero esserci, perché certo, purtroppo siamo fatti così. Bon. Allora, questo parte da un decreto legge numero 600 del 73. È stata messa in piedi le prime commissioni per andare a verificare nei comuni chi pagava e chi non pagava. Lì è stata, come dire, le prime manovre. Certo. Poi siamo arrivati nel 2005, se non erro, vado a memoria, dove invece si è cominciato a parlare in maniera più strutturata e via con altri provvedimenti. Oggi i comuni hanno la possibilità di gestirlo bene questi protocolli, e i comuni e i sindaci soprattutto, che hanno paura di far la parte del gabelliere verso i propri elettori, non hanno neanche questo alibi, perché fanno un protocollo d'intesa con l'Ufficio delle Entrate e decidono su che specifici temi entrarci. Faccio un esempio. Sì. Il Comune di Venezia ha fatto un accordo con l'Ufficio delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, per andare a vedere all'interno di chi ha le partite IVA chi aveva chiesto la casa popolare. Vabbè, ci mancherebbe, anche giusto. Questo per esempio è un esempio. Sì. Quindi non vado io sindaco a vedere e mi prendo, come dire... Certo. Allora, e con tante altre cose. Quindi i sindaci, se vogliono, oggi, è evidente che non possono fare cassa domani mattina, come diceva prima Francesco, perché i tempi sono quelli, ma da qualche parte bisogna cominciare sul serio. E si possono ottenere 100%, una volta era il 33, eccetera, il 100% di quello che riescono a ottenere. Ecco, questo qua è un punto, a mio avviso, fondamentale. Come voi avete interpellato, avete sondato, avete vagliato questa opportunità estensiva, al di là della singola buona volontà che è encomiabile senza dubbio? Allora, o ci sono delle reticenze? Esatto. Al di là che c'è un protocollo con l'ANCI Veneto che è comunque sensibile a questi temi, capisce che non è... Vabbè, ovvio. Come dire, dare l'alibi a un evasore politicamente non è accettabile, no. Quindi dire di no è impossibile da un certo punto di vista. Adesso però bisogna fare opera di convinzione, loro che sono l'associazione industriale dei comuni e noi che siamo dall'altra parte, tanto per far capire, insomma, in termini tradizionali e contrattuali quali sono i ruoli, ecco, che ci distinguono, e si vada verso una strada di convinzione e convincimento verso tutti quei sindaci che soprattutto nei paesi piccoli temono ancora, come dire, io ho l'amico, ho il familiare, vado a toccarlo, vado a toccare interessi, eccetera, certo, eccetera. Bisogna dare una svolta non solamente monetaria, ma soprattutto culturale e etica. Io sono il sindaco, devo assumermi le mie responsabilità, a prescindere se ho il fratello che fa il dentista o se ho il cognato che fa qualcos'altro. Bravissimo, infatti. E quindi noi dobbiamo
come dire, che siamo parte in causa, abbiamo il nostro capolega che magari teoricamente potrebbe essere anche il padre del sindaco, però. ma deve e lo fa e va a chiederle. Quindi ognuno deve fare il proprio compito a prescindere. Se entriamo in questa logica otteniamo qualcosa e diamo anche un messaggio culturale al Paese. E se no siamo fermi al palo. Due piccole integrazioni. Di fatto noi abbiamo diversi comuni in regione che hanno già adottato il protocollo d'intesa. Alcuni tra l'altro l'hanno fatto anche autonomamente proprio sulla base del protocollo che citava con l'ANCI. L'altra opportunità che hanno, che comunque possono mettere nel bilancio di previsione la previsione di entrata presunta appunto rispetto a questa iniziativa e quindi in qualche modo innalzano le entrate del bilancio comunale che consente a loro poi di destinare risorse ai servizi eccetera, quindi non è qualcosa di aleatorio che io non posso utilizzare. Una volta che ho fatto il protocollo, cioè non c'è il patto di stabilità che va a bloccare. Io ho anche la previsione delle entrate che mi derivano da quelle ispezioni e la posso mettere a bilancio preventivo. Quindi cosa che il comune di, per esempio, Venezia ha fatto nel suo bilancio di previsione c'è la voce entrate da. Certo, no, ma senza dubbio il problema è sempre anche di carattere politico perché comunque il sindaco è una figura politica, comunque ottiene voti e consensi, non certo però per lo Spirito Santo, si va a pestare certi piedi. Se si vuole perseguire il bene comune o se... Esatto, quindi forse azioni di pressing da parte del sindacato dei pensionati potrebbero congiuntamente, magari anche qualcosa di unitario, è ipotizzabile. Unitario, la contrattazione decentrata non può che essere unitaria. Il sindaco non fa la delibera solo per la CISL, per la CGIL o per la UIL, lo fa per tutti i cittadini, quindi là, volente o nolente, come dire, abbiamo una cultura, almeno all'interno dei pensionati, parlo per la nostra categoria, ma anche in genere, perché come dire, noi andiamo su delega delle confederazioni, trattiamo assieme, vogliamo trattare assieme alle confederazioni, il problema è l'asilo nido, non è mica il problema ai pensionati, il problema ai trasporti è il problema di tutti, eccetera, eccetera. Quindi noi su questo non abbiamo nessun problema con la Confederazione, molto spesso al nostro fianco oppure ci dà la delega per trattare su un protocollo gestito prima. Assolutamente, no, ma assolutamente. Quindi da questo punto di vista proprio non ci sono problemi. Servizi sociosanitari. Un altro aspetto importante, competenza delle aziende sociosanitarie e poi naturalmente con la riforma del piano sociosanitario sul territorio dove devono operare e anche lì ci sono delle problematiche di non poco conto, perché le famiglie non hanno possibilità, hanno difficoltà e sappiamo i costi comunque che devono sostenere. Sì, ma intanto... Anche lì, come si possono vedere dei risparmi, delle azioni operative? Intanto prima di tutto dobbiamo pensare che il sostegno alla famiglia attraverso l'erogazione di servizi che riguardano sia la persona magari non autosufficiente eccetera, ma che è anche di sollievo alla famiglia stessa, è una materia su cui anche la stessa Regione Veneto ha dato poco e ha fermato poco anche nell'ultimo piano sociosanitario, più speso sul versante sanitario che non sul sociosanitario. In realtà la permanenza delle persone anziane non autosufficienti nelle case è consentita solo se hai una rete di servizi territoriali adeguati. È chiaro che i comuni piccoli o anche i comuni di una certa dimensione, medio-piccola, non sono in grado di garantire una rete di servizi territoriali adeguata rispetto ai bisogni e quindi anche lì o si fa la delega alla unità sanitaria locale sociosanitaria, al distretto, il quale poi eroga i servizi in maniera uniforme su quel territorio, con un risparmio, l'esempio dell'Alta Padovana, ma anche di altri territori della Regione Veneto, è che si risparmia notevolmente sui costi dell'erogazione di servizi e quindi si può avere un servizio di maggiore qualità. O l'altra alternativa è quella dell'unione dei comuni, cioè dell'erogazione di comuni che si uniscono per erogare quei tipi di servizio. È chiaro che l'aumento dei servizi territoriali sociosanitari comporta poi una diminuzione della spesa sanitaria o della spesa di ricovero nelle case di riposo, perché se io riesco a garantire una vita dignitosa alla persona nella sua casa, nella sua famiglia, non solo ottengo un benessere maggiore per la persona stessa, ma ho dei costi minori sociali che non il ricovero o che non
l'intervento sanitario. Certo, questo però naturalmente implica una presenza anche capillare sul territorio, figure qualificate. Sappiamo che se parliamo del territorio di Venezia mancano 2000 infermieri per esempio, il che non è solo il territorio di Venezia, per cui immaginate voi a livello estensivo regionale sono migliaia le figure mancanti, ma mancano anche i soldi per poterli mantenere, per cui parlare di domiciliarità se prima non ci sono i servizi di supporto diventa veramente un boomerang, perché può darsi che la persona poi stia peggio tra le pareti domestiche che non curata in un modo adeguato in base alle proprie esigenze, per cui che non creiamo dei nuovi fardelli della società. Questa la butto lì sulla base anche di quei messaggi che sono arrivati anche durante i giorni scorsi. Guardi, parliamoci, il problema della domiciliarità sarà il problema dei problemi il problemone. Il problema dei problemi, perché da sempre qualsiasi associazione, qualsiasi persona di buon senso vorrebbe che il proprio caro rimanesse a casa il più a lungo possibile. Quindi questo come denominatore comune. Se si parla di bene comune e soprattutto se si parla della famiglia come primo tassello della società, eccetera, eccetera. Ma per arrivare a questo bisogna che ci sia, come diceva prima Francesco, una rete di servizi e soprattutto l'intenzione politica di investire sulla famiglia. Oggi, ripeto, noi abbiamo... Sì, ma adesso si vuole investire, però diciamo così, senza nessun tipo di investimento economico, cioè si investe moralmente, eticamente, fisicamente, si chiede alla famiglia ma nulla si dà. Perché questo è il problema di fatto. Questo è il problema dei problemi. È uno dei fondamenti che, ripeto, sempre di quella legge che abbiamo fatto sulla non autosufficienza e che non è applicata, è proprio la possibilità di lasciare a casa uno senza perdere il lavoro e senza perdere il diritto alla pensione pagandogli i contributi. Fintanto che non arriveremo a quell'investimento là. Sì, io faccio l'obiezione però che da un ragionamento semplicissimo. Se anche una persona, metti la donna della situazione, perché poi alla fine sono queste, che resta a casa e segue il genitore che è diventato inautosufficiente lo fa 6 anni, gli avete contributi versati. Sì, la media è proprio... 58 anni, benissimo, genitore morto, perfetto. Cosa fa sta donna? Cioè resta a carico della società come in che termini? Perché non entrerà mai più nel mercato del lavoro. Cioè attenzione, è un boomerang. Se tanti che ci scrivono che hanno perso il lavoro sono in cassa integrazione, 45, 48, 50 anni, stanno a seguire i genitori per 5 anni, 10 anni, alla grande, 15, 65 anni. Cosa fanno? Devono lavorare fino a 70, attenzione, ma non troveranno mai più un lavoro. Attenzione, è un boomerang pazzesco. Mentre viceversa, persone qualificate che lo fanno di mestiere, che hanno fatto un corso di formazione, eccetera, quant'altro, che lo farebbero, sono giovani magari, che potrebbero farlo all'interno della famiglia e della casa, ma in modo presente, perché giustamente ci hanno scritto che non ci sono, non essere dei fantasmi, esserci per 8 ore al giorno. Questo potrebbe essere utile perché la persona, secondo me, in età deve lavorare. Perché io vi ho detto, dopo 5 anni, benissimo, ha versato i contributi, e poi? E poi che fa? Sì, ma... Cioè, ve lo butto là così, ma no, è un'obiezione che c'è uno studio che ha fatto il professor Vecchiato della Fondazione Duncan, che quantifica addirittura il valore economico dell'assistenza dei familiari nella cura delle persone. È chiaro che non può esserci una scarica, cioè lo Stato non fa nulla e la famiglia si è dovuta inventare certo, la badante. È ovvio. Oppure si è dovuta inventare che la persona servizi. appunto abbandona il lavoro per assistere la persona anziana e si ritrova poi nelle condizioni di non avere reddito da lavoro, esatto, e domani di non avere pensione perché non è esatto, copertura contributiva. Quindi è chiaro che bisogna riconoscere il lavoro di cura della famiglia, prima ancora che pensare all'infermiera professionale che viene dall'esterno. Cioè se un familiare si fa carico della cura della famiglia, dobbiamo almeno riconoscergli il valore contributivo del lavoro di cura. Ma non e non mi dite che non ci sono risorse, perché non facendo nulla io poi mi ritrovo che quella persona viene o ricoverata in una struttura residenziale o ha bisogno dell'intervento sanitario e alla collettività, al comune costa molto di più. Quindi al comune gli conviene fare un accordo con l'uso per la gestione dei servizi sociosanitari
e la domiciliarità, di fare un piano per la domiciliarità attivando così anche finanziamenti regionali modesti ma che comunque hanno un canale diverso e in qualche modo riorganizzare tutta l'assistenza sociale, perché attraverso la riorganizzazione dell'assistenza sociale e sociosanitaria e attraverso anche la riqualificazione delle stesse case di riposo che diventano centro servizi aperti sul territorio, e che quindi sono in grado di dare sollievo, perché neanche a un familiare possiamo chiedere di stare 24 ore, 7 giorni a settimana, 12 mesi all'anno a badare per esempio a una persona con l'Alzheimer, ha bisogno di momenti di sollievo, quindi con ricoveri temporanei e altro, cioè una organizzazione di tutto il sistema di assistenza sociosanitaria che consenta alla persona, al familiare, di fare anche le sue scelte di vita e di poter vivere la sua vita anche professionale, e dall'altra parte alla persona anziana di avere tutta l'assistenza di cui ha bisogno. E questo può avvenire con minor costi di quelli che sono oggi sostenuti dagli enti locali. Benissimo, torniamo su questo discorso, pubblicità. Fora dei sistemi. Eccoci qua. Allora, torniamo un po' su questo discorso anche per tirare un po' le fila della situazione, e passo di nuovamente la parola a lei. Allora, che cosa si può concretamente operare? Questi sono dei presupposti importanti, però bisogna stare attenti a non alterare determinati equilibri anche del mercato del lavoro, cioè tenere sempre attivo il lavoratore finché possibile, e nel contempo però dare supporto e sollievo a queste figure fragili. Figure fragili che però, come voi constatate, si stanno allargando, perché la fragilità diventa anche economica per molti pensionati. Adesso poi tagliano anche l'indennità di pensione di guerra, no? Quindi fanno anche questo. Credo che a tutta la tematica... Non le rendite finanziarie di alto livello, cioè rendiamoci conto, ma la cosa di guerra. Cioè. Credo che dobbiamo avere un approccio diverso, e quando dico dobbiamo intendo noi cittadini, le organizzazioni sindacali, ma soprattutto le forze politiche e gli amministratori dei comuni, delle ASL, cioè l'area dei servizi sociosanitari e dell'assistenza sociosanitaria è un'area anche che può diventare occasione di lavoro e quindi di sviluppo socio-economico di un territorio. Non dobbiamo solo considerarla come una spesa improduttiva, perché vengono utilizzate figure professionali, possono essere utilizzate in maniera adeguata e quindi dare che danno un aiuto concreto, tra l'altro. L'altro aspetto è che alla persona familiare su cui grava il lavoro di cura, prima deve essere una libera scelta, quindi deve essere messa nelle condizioni di poter scegliere liberamente. Secondo, non dobbiamo far diventare questa l'occasione per l'estromissione senza possibilità di recupero dal mercato del lavoro. Dobbiamo cioè avere quegli combinazione tra lavoro di cura del familiare e interventi a supporto, di sollievo da parte dei servizi sociosanitari territoriali, che gli consenta anche di mantenere una sua attività lavorativa o comunque di poter rientrare tranquillamente nel mercato del lavoro, perché comunque non possiamo neanche chiedere a un familiare di vivere unicamente per il lavoro di cura, tagliando tutti i suoi interessi. Assolutamente, rispondiamo anche al messaggio che è arrivato. Quello che diceva Francesco mi allaccio subito. Nel momento in cui io ho un anziano non autosufficiente in casa e soprattutto ha una malattia mentale, l'Alzheimer, che è terribile, è evidente che o questa famiglia ha degli aiuti dall'esterno, quindi dalle istituzioni, dalla rete solidaristica, amicale, tutto quello che volete, oppure è evidente che diventa giustamente una detenzione. Ci sono anziani in condizioni psicofisiche assolutamente ingestibili dalle famiglie, una crudeltà verso gli stessi, togliere la vita ai figli, vergogna. Ecco, vabbè. Sono tanti messaggi che arrivano di questo tipo. Sì, ma di fatti il problema c'è, il problema esiste ed è vero. Allora noi diciamo che lo Stato non si sgravi di un problema e lo butta sulle famiglie. Per scaricarlo sulle famiglie. Allora, o la famiglia ha quei supporti e quegli ausili, facciamo un esempio. Se io ho un malato di Alzheimer in casa, me lo devo curare 24 ore su 24, devo stargli attento 24 ore su 24. È difficilissimo. E non c'è nessuna famiglia che resiste statisticamente per più di qualche mese.
Su questo siamo d'accordo e diventa una detenzione per chi lo deve seguire e per chi è seguito, che non si rende neanche conto di dov'è e non si ricorda nulla. Allora, ma anche psicologica, perché il messaggio è vero, psicologicamente vedere il tuo genitore che degenera sempre più ammazza cristiani. Allora, partiamo da un presupposto che però è politico. Diciamo sempre che il lavoro di cura, che l'assistenza sociosanitaria, eccetera, eccetera, non deve essere vista come esclusivamente un costo, ma come un investimento. Come tutti gli altri. Crea opportunità di lavoro. Bene, allora ci sono tanti ragazzi che vanno in cerca di buona volontà, che vanno in cerca di lavoro, indirizziamo... Non schizzinosi. Non schizzinosi, come dice la Fornero, salvo che poi lei a tutti i suoi familiari... Ha garantito il posto non schizzinoso. Sì, sono garantiti, va bene. Esatto. Fra virgolette, vicino a casa, fra virgolette, ma vabbè. stendiamo un velo. No, ma risponde all'altro messaggio che è arrivato: chi fa le leggi le fa senza capire la realtà. Esatto, quindi, è un po' distante da questa realtà. Ecco, allora, dicevo, per riallacciarmi, deve essere vista come un investimento. Mettiamo nelle condizioni questi ragazzi di indirizzarli e di fare gli operatori sociosanitari, i cosiddetti OS che ne mancano, che sono quelli che servono per l'assistenza e sono qualificati per farlo. E valorizziamoli, perché questi all'interno soprattutto delle cooperative sono figli di un Dio minore e fanno il lavoro più pesante e prezioso di cura. Assolutamente. Questo per esempio è uno sbocco professionale che potrebbe sostituire in parte, non dico in tutto, quel lavoro di cura pesante, psicologicamente pesante, che la famiglia si trova sulle spalle, quasi sempre la donna, che non ce la fa proprio. Assolutamente, no, solo una battuta che siamo in chiusura. Rispondere poi e non dare... è chiaro che la persona deve rimanere in casa finché è possibile rimanere in casa, ed è possibile se le condizioni sue personali sono sufficienti per rimanere a casa, non hanno bisogno di ricoveri, se la condizione familiare lo consente, e tutto questo quindi se abbiamo quei servizi di supporto eccetera eccetera, altrimenti è chiaro che la persona va collocata nelle strutture adeguate in maniera appropriata, con intervento di spesa, di sostegno. Certo, come si era parlato prima, chiarissimo. Non c'era, eccetera, eccetera. Quindi... Allora, io vi ringrazio, abbiamo chiuso anche questo capitolo, poi ne affronteremo anche un altro, parleremo anche del discorso dell'aumento delle aliquote IMU presto con i nostri ospiti. Se avete segnalazioni, se avete bisogno di supporto, di consigli e quant'altro, ci sono gli sportelli dell'FNP CISL presenti sul territorio a livello provinciale, eccetera, quindi rivolgetevi agli sportelli, perché lì potete avere anche un aiuto prima di intraprendere qualsivoglia strada, anche per poter risparmiare o per avere un supporto di qualsivoglia genere. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito, come sempre appuntamento a domani, grazie.